Anche l'associazione Fortitudo Family, rappresentata dall'architetto Giuseppe Grimaldi, sostiene l'iniziativa della Fortitudo Agrigento e della Fondazione Agire Insieme, uniti per lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione della cultura sportiva. La Fondazione e la Società Fortitudo Agrigento annunciano così un'importante iniziativa a supporto dei progetti biancazzurri: cercare di creare un azionariato popolare per mantenere la squadra nella sede in cui si trova e continuare a realizzare gli obiettivi prefissati di promozione, supporto e incremento di ciò che proviene dalla comunità agrigentina. Ma come sanno tutti i tifosi appassionati della Fortitudo Moncada Agrigento, sono state settimane molto intense, dall'annuncio shock del presidente Salvatore Moncada alla volontà dei tifosi e del nuovo presidente Gabriele Moncada di mantenere la categoria. È stato deciso, abbiamo fatto diversi incontri con appunto la dirigenza, con il presidente, incontri pubblici aperti appunto a tutti i tifosi. È stato deciso di far partire questo azionariato popolare, seppur improprio, tenuto conto che non vi è ancora un soggetto giuridico costituito a tal fine, però stiamo utilizzando la piattaforma della Fondazione Agire Insieme, che ha i suoi scopi, appunto i scopi sociali, perché riteniamo che mantenere la categoria di Serie A per una città come Agrigento ha uno scopo sociale, sia per l'incentivo che diamo ai nostri ragazzi di poter aspirare a competere per i campionati importanti, sia per appunto dare un respiro alla nostra città, che è ultima in tutte le classifiche. Vogliamo dimostrare che la nostra non è una città da Serie B. Stiamo invitando tutti i nostri amici, tutti i tifosi e tutti gli amici dei tifosi a contribuire con una donazione appunto a favore di questo scopo sociale. L'IBAN, la causale sono state inserite già all'interno delle pagine Facebook della Fortitudo Agrigento e anche della nostra associazione Fortitudo Family. L'associazione, che devo dire che in primo piano si sta spendendo, anche questa intervista ne è una prova, perché siamo convinti che riusciremo a mettere su le forze migliori della nostra provincia e cercheremo di mantenere la categoria. Quali obiettivi economici e finanziari vi pensate di ottenere e quanto serve per raggiungere l'obiettivo di restare in A? Ma sui numeri si è molto parlato e ci sono dei dati anche ufficiali ormai. L'obiettivo di questo azionariato popolare è quello di raccogliere 150.000 euro durante l'arco della stagione. È un obiettivo davvero importante, considerando che si può contribuire sia con apporto di capitale appunto privato, ma i soci stessi possono far confluire all'interno di questo azionariato anche degli sponsor, seppur minori, che comunque diano respiro. Vorrei aggiungere che tutti i soci, tutti i tifosi che verseranno una quota di almeno 500 euro in donazione diventeranno soci sostenitori costituendo nuovo soggetto giuridico che coordinerà anche la raccolta dell'azionariato popolare, e la Fortitudo Family, la nostra associazione, regalerà a ciascun socio sostenitore 3 abbonamenti per la prossima stagione, fermo restando che ad oggi non sappiamo se e come possiamo vedere le partite, visto appunto il tema Covid-19 ancora in corso, però comunque questa è la volontà della nostra associazione.